Un incontro formativo si è svolto ieri in prefettura ad Agrigento, rivolto agli operatori del settore inerente all'attività finanziata dal FAMI del Ministero degli Interni relativo al progetto Just in Time, individuazione e presa in carico precoce delle vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri nel nostro territorio, curato in ATI dall'Associazione Acquarinto e l'Istituto Psicoanalitico Ricerche Sociali. Il tema del garantire la salute ai minori, in particolare la salute in tutti i sensi, ma la salute psicologica in particolare, ci pare un elemento fondamentale, perché un ragazzo, un bambino che è in buone condizioni psicologiche ha grandi possibilità di inserirsi positivamente nel territorio. Un ragazzo che è in sofferenza psicologica vede pesantemente ridotte le possibilità di un buon inserimento, di una buona performance lavorativa, scolastica. C'è da fare molto su questo campo, c'è soprattutto da creare una rete tra i vari attori che spesso operano in maniera non sempre molto coordinata, quindi noi vorremmo creare questo appuntamento di oggi, ma anche domani con il CPA, per mettere insieme gli operatori della salute e quelli della formazione e rendere tutto il sistema dell'accoglienza più efficace. Questo sistema di rete che è importantissimo proprio per fare fronte alle necessità della popolazione agrigentina e naturalmente anche di questi ragazzi che ormai fanno parte del tessuto sociale a tutti gli effetti di Agrigento. Con l'associazione Acquarinto tra l'altro abbiamo già un rapporto interessantissimo, mi occupo della supervisione degli operatori e nascono sempre delle problematiche molto interessanti. Quindi occupandoci di salute naturalmente anche loro rientrano in questo sistema importante che è quello degli stili di vita e quindi prevenzione del tabagismo, dell'alcol, il benessere nutrizionale, tutto quello che riguarda naturalmente il benessere psicologico degli utenti. La prima giornata ha previsto un incontro con gli operatori del settore sanitario, servizio neuropsichiatria infantile dell'ASP di Agrigento, i referenti del progetto Silver, i rappresentanti delle strutture di accoglienza che ospitano minori stranieri e nella mattinata di oggi con il dirigente scolastico e i docenti del CPA di Agrigento, alla presenza anche del prefetto. È un'attività che affonda le radici nel più ampio panorama di interventi che grazie ai fondi europei vengono destinati per migliorare l'integrazione in particolare dei minori stranieri non accompagnati. Quello di cui parleremo oggi pomeriggio in prefettura attiene più specificamente ad alcune competenze tecniche specialistiche nel campo dell'individuazione precoce di possibili situazioni critiche di questi minori che possano in qualche maniera pregiudicarne il loro proficuo inserimento nella società. Per questo motivo abbiamo ritenuto di coinvolgere, oltre alla ASP di Agrigento, anche gli enti gestori dei centri di assistenza straordinari che sono presenti nel nostro territorio, confidando che da parte loro, dalla loro esperienza e soprattutto sensibilizzando ulteriormente, stimolando le loro capacità professionali, si possa veramente raggiungere l'obiettivo del progetto, che è quello di lavorare nel modo migliore su questi bambini. Noi siamo intanto grati oggi avere il prefetto e far vedere quello che era questo istituto, quello che noi facciamo. Questo lavoro è estremamente importante perché la sensibilità di Sua Eccellenza è una sensibilità che noi conosciamo, che è riconosciuta, e veramente averlo qui e dare importanza ad una cosa, ad un ruolo sociale che il CPA svolge. Oggi noi stiamo presentando un protocollo d'intesa che abbiamo fatto con l'Istituto Psicoanalitico di Ricerche Sociali, l'IPRS, del cui presidente è il dottor Raffaele Bracalenti, con l'Acquarinto, che è una struttura che conosciamo benissimo qui ad Agrigento, si occupa di accoglienza, di extracomunitari, ma non solo in Sicilia ma anche in Italia, e il CPA che lavora nello stesso segmento, nello stesso settore, se vogliamo, istruzione per gli adulti, una parte di questa dedicata agli extracomunitari. Bene, questo protocollo prevede quello che noi chiediamo da tempo, cioè noi chiediamo come CPA e chiediamo sin dalla nascita che facciano parte del sistema del CPA sia lo psicologo sia il mediatore culturale, perché è chiaro che una scuola che prevalentemente è extracomunitaria ha la necessità di avere lo psicologo, perché tanti di questi ragazzi, tanti di queste persone, individui, vengono con un vissuto e un passato che certamente non è un passato e un vissuto tranquillo. Ieri in prefettura abbiamo avuto un incontro con la sanità, col mondo
mondo sanitario, con una, devo dire, molto qualificata partecipazione dei funzionari dell'ASP che sono coinvolti nel fenomeno appunto di cui al progetto Just in Time, e oggi incontriamo i CPA della provincia di Agrigento. Sono 7 istituti scolastici, tra cui Quasimodo dove siamo oggi ospiti, che faranno da tramite e collante con i minori che in questo momento frequentano gli istituti per l'ottenimento della licenza elementare o licenza media. È un confronto importante, noi riteniamo che insieme alla sanità l'insegnamento della lingua italiana e l'orientamento al lavoro, che sono i compiti a cui il CPA deve tendere, siano dei percorsi importanti per l'integrazione di questi minori.